Investita dopo la fuga dalla clinica, Angelica Hutter è grave in ospedale. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di mercoledì 31 dicembre 2025, notizie che troviamo sul Corriere delle Alpi. Ricoverata in terapia intensiva a luglio 2023 causò la strage di Santo Stefano di Cadore, non si esclude il gesto volontario. L'articolo a firma di Gigi Sosso. Scappa dalla comunità psichiatrica e viene travolta da un'auto. Angelica Hutter è stata investita domenica pomeriggio a Ronco all'Adige, il paese del Veronese nel quale c'è Casa Don Girelli, la struttura nella quale è in libertà vigilata dopo il patteggiamento a 4 anni e 8 mesi per la strage di Santo Stefano di Cadore. Parliamo del triplice omicidio stradale dei turisti veneziani di Favaro Veneto, papà Marco Antoniello, il figlioletto Mattia e Maria Grazia Zuina, avvenuto il 6 luglio di 2 anni fa in via Udine. Ora la 34enne designer tedesca è ricoverata in condizioni molto gravi nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Ieri era stazionaria, la prognosi rimane riservata. La procura di Verona ha aperto un fascicolo per lesioni stradali a carico del 77enne automobilista, ma la polizia stradale di Legnago non esclude il gesto volontario da parte di Hutter. L'impatto è avvenuto poco dopo le 16 in una giornata nebbiosa, una mezz'ora prima del tramonto e quindi con poca luce. Uscita dalla struttura, Hutter dovrebbe aver imboccato via Forante per raggiungere via Saletto, la strada provinciale 19 che porta da una parte a Zevio e dall'altra ad Albaredo d'Adige. Qui stava sopraggiungendo una Volvo XC60 con alla guida un anziano veronese che, secondo una prima ricostruzione, in quel momento stava viaggiando a velocità moderata. Saranno le indagini a stabilire a stabilire in quale punto è avvenuto l'investimento. Nell'area non ci sono strisce pedonali, da capire se Angelica Hutter fosse a bordo strada oppure stesse attraversando. Ferro elusa la sorveglianza, poteva uscire accompagnata. Il manager della struttura Don Girelli era prevista un'udienza in tribunale a Venezia. Angelica Hutter ha anche un altro processo, quello per lesioni alle compagne di cella e resistenza alla penitenziaria. La settimana prossima avrebbe dovuto presentarsi a Venezia davanti al giudice, ma l'incidente di domenica non le permetterà di essere presente. Ma com'è possibile che girovagasse per Ronco all'Adige? Il manager dell'associazione Don Giuseppe Girelli, Giuseppe Ferro, non nasconde che Hutter si è allontanata dalla struttura eludendo la sorveglianza. Non avrebbe potuto andarsene da sola, semmai accompagnata da un operatore. Fra l'altro, mi risulta che l'investimento sia avvenuto pochi minuti dopo la sua uscita da qui. La Don Girelli è un ambiente psichiatrico riservato alle persone che hanno commesso dei delitti e hanno problemi di questo tipo. Come stava? Non aveva dato segnali negativi e non ci sembrava preoccupata per l'ormai imminente udienza in tribunale. Stiamo cercando di recuperarla come facciamo per tutti i nostri ospiti. Non è una cosa facile, chiaramente. Può essere che abbia tentato di togliersi la vita? Non sono in grado di dirlo, tanto più che ci sono delle indagini in corso da parte della polizia stradale che ha fatto i rilievi di legge. È una paziente psichiatrica, questo è un dato di fatto e non sai mai cosa possa succedere da un momento all'altro. Aspettiamo di sapere qualcosa di più preciso. E sempre in merito a questa tragedia, le istituzioni hanno fallito, sono 2 volte colpevoli. Parliamo ovviamente della tragedia avvenuta 2 anni fa a Santo Stefano di Cadore, lo sfogo di Luigi Antoniello, padre di Marco e nonno del piccolo Mattia, ma umanamente spero si riprenda. Quella donna andava fermata dalla tragedia, io e mia moglie siamo degli zombie. Che sia un atto volontario o meno non cambia, i miei cari li ho persi per l'incuria delle istituzioni che non dovevano permettere a questa donna di far loro del male. Adesso la storia si ripete perché sempre le stesse istituzioni non hanno vigilato a dovere su di lei e noi torniamo a soffrire e rivivere quel momento. Ecco perché sono 2 volte colpevoli. Luigi Antoniello, oggi 78 anni, padre di Marco e nonno del piccolo Mattia, attendeva solo passassero le feste. Io e mia moglie siamo 2 involucri vuoti, 2 zombie che si alzano la mattina, ma dentro siamo morti. Ci sono morti che con il tempo si metabolizzano. Ho perso sorelle, genitori, amici, ma queste no. Perderne 3 tutti insieme così ti svuota e il dolore non passa, si acuisce ogni giorno di più anziché sbiadire. Viviamo solo per chi rimane, per gli altri, per nostro figlio e per i nipoti, per non aggiungere loro altra sofferenza al dolore patito. Durante le feste spero solo di saltare questi 20 giorni e arrivare all'anno nuovo. Non c'è più Natale per noi, non c'è Pasqua, non c'è Capodanno. Si scusa per lo sfogo, la voce si chiude in gola. L'intervista a firma di Marta Artico la troverete a pagina 13.
Passiamo adesso alle notizie pubblicate sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'ultima edizione per quanto riguarda l'anno 2025. Ovviamente la notizia in primo piano riguarda quella letta poc'anzi, la strage di Santo Stefano, Hutter in fin di vita. Gli approfondimenti li troverete a pagina 12 e 13 a firma di Sosso e Artico. E ancora la società degli impianti, stagione al palo sul Nevegal, se non apriamo rimborseremo. Neve e freddo, grandi assenti, pronti a rimborsare, dice Dolomiti Ski Line Nevegal. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 19. Commercio: in un anno sono stati chiusi 145 negozi in provincia, sono 145 le attività che il bellunese ha perso dall'ottobre 2024 a settembre 2025. Se ne parla a pagina 17 con un articolo a firma di Paola Dallanese. La foto di copertina invece ci porta a Cortina d'Ampezzo. L'impianto di Cortina si rifà il look in vista dei giochi. Salvini ha battuto i limiti strutturali. Ecco le prime immagini dello stadio olimpico. Un'immagine, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, del nuovo stadio del ghiaccio di Cortina, look rinnovato in vista dei giochi. L'approfondimento di Micheli da pagina 2 a pagina 3. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 37 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Soccorso alpino: troppi imprudenti in zone ghiacciate. L'approfondimento a pagina 20. Dall'Alto Agordino, nuova automedica con un rianimatore. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troverete a pagina 28. Dalla Regione Zaia, il fin di vita, basta ipocrisia, il Parlamento approvi una legge. L'approfondimento di Tosatto a pagina 9. Le famiglie del Nord-Est, un anno d'oro in borsa. L'approfondimento di Dell'Olio a pagina 16. E ancora la manovra in cassa l'ok finale, Meloni seria e responsabile, pensioni, tasse, TFR, ecco tutte le misure e scontro sui salari. L'approfondimento a firma di Piovan lo troverete da pagina 4 a pagina 5. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano è un richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere. Solo il freddo può salvare il Nevegal. Gestori degli impianti a confronto con i residenti, assenti comune e provincia. Vogliamo partire, ma non ci sono le condizioni. In Nevegal non si scia, questo è il dato di fatto. Dal Campedel, se si alza lo sguardo, si vede il colle brullo e triste, con tracce di neve che non riescono minimamente a restituire un'atmosfera invernale. La Coca, la famosa pista delle Universiadi del 1986, è ricoperta da una coltre che a fatica supera i 10 centimetri, e non si tratta di neve naturale. Soprattutto di questo si è parlato lunedì sera nell'assemblea frazionale, alla quale erano invitati 2 rappresentanti della società WOF Italia, che guida il progetto We Love Nevegal, e di Dolomiti Skyline. Grandi assenti della serata, grandi assenti della serata l'ente provincia e il comune capoluogo. Apriremo il prima possibile, sono state le parole di Dennis Biena, amministratore delegato di Dolomiti Skyline. Serve il freddo. Per aprire i 2 campetti riservati ai principianti ci serviranno almeno 2 notti con 5 gradi sotto zero e 3 per il campo scuola, dove ora sorge la pista artificiale. L'approfondimento di Bianchini a pagina 2. Pieve di Cadore, Tiziano Vecellio, eventi e iniziative per i 450 anni. Nel 2026 ricorre il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio e la magnifica comunità, assieme a Comune e Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, sta lavorando alla realizzazione di una serie di iniziative di alto valore culturale che possono rappresentare anche un momento di forte valenza identitaria e promozionale per l'intero Cadore. Quello in arrivo sarà un anno all'insegna del figlio più celebre del Cadore, il grande Tiziano. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 10. BIM, i soldi per la DMO dirottati su Fondazione Cortina. I sindaci del consorzio BIM ratificano i 300.000 euro che erano stati messi a disposizione del progetto MICO, che la DMO ha scelto di non realizzare, e li convogliano alla Fondazione Cortina, che si coordinerà con la Regione Veneto per un'attività di promozione attraverso diretti rapporti con la RAI. Si spegne così una polemica che dura da giorni. Noi abbiamo solo messo a disposizione delle risorse per la promozione di tutto il territorio provinciale. Le parole del presidente del consorzio BIM Piave, Marco Stanovo Polacco. Il voto è stato quasi unanime, ma non sono mancati dubbi e perplessità. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5.
Clint, numeri da capogiro per la mostra, puntiamo a chiudere con 7.000 presenze, siamo a Borgo Valbelluna, oltre 6.000 presenze con un picco significativo durante le festività natalizie e in particolare il 26 dicembre, sono i numeri dell'Oro e l'Anima, la mostra ospitata a Palazzo delle Contesse di Mel. Gli organizzatori in questi ultimi giorni di apertura puntano ad arrivare a quota 7.000 visitatori, l'approfondimento dell'Essia Dallò a pagina 7. Alleghe, nuova auto medica, i tempi di soccorso dimezzati, salveremo più vite con Tango 4. Presentata la nuova auto medica per l'Alto Agordino e lo Zoldano, l'approfondimento di Gabrieli a pagina 3. E ancora Capodanno Cortina, poca neve ma c'è il pienone, presenti almeno 30.000 persone, assalto ai parcheggi, gremite le strade e le piazze del centro, stipati i piazzali alla partenza degli impianti di risalita dove si può sciare grazie all'innevamento programmato perché di neve ce n'è davvero poca. Cortina d'Ampezzo chiude il 2025 con il pienone, anche se la disponibilità di posti letto negli alberghi è notevolmente ridotta rispetto al passato perché molte strutture sono chiuse, mancano alcune delle case storiche, fra le più grandi come il Miramonte e il Cristallo, ma anche altri hotel del centro come Ampezzo, Bellevue, Concordia, Italia, San Marco. Di conseguenza l'occupazione delle stanze disponibili è maggiore. In questi giorni, fra Natale e Capodanno, sono aperte molte seconde case, ville e appartamenti che sfuggono alle statistiche ufficiali sulle presenze. Si può in ogni caso stimare che almeno 30.000 persone stiano soggiornando nella Conca d'Ampezzo. A queste vanno aggiunti i pendolari, coloro che raggiungono ogni giorno Cortina per lo sci oppure per lo struscio in piazza. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. Da Cortina a Falcade, chiusa anche l'ultima rivendita di sci, ora si comprano solo in Val di Fiemme. Se si vuole acquistare un paio di sci per il nordico o dell'abbigliamento e attrezzature per poter praticare questo sport, bisogna andare in Val di Fiemme. Bruna Sport, ultimo negozio specializzato di Falcade, ha chiuso e nessuno lo ha rilevato. L'approfondimento di Fontanive a pagina 9. Addio al 2025, feste in piazza e servizio navette dal capoluogo a Santa Giustina, tutti gli eventi li troverete a pagina 15. Calcio, Dolomiti, primo nuovo innesto, l'esterno destro Alberto Lattanzio, l'approfondimento di Lazzarin a pagina 13. E ancora hockey femminile, Bolzano in Zoldo, senza atlete, salta la sfida ed è polemica. La società altoatesina accusa, avevamo chiesto il rinvio e ci è stato negato, la replica no, la responsabilità è della federazione. L'approfondimento di Dauru lo troverete a pagina 14. E termina questa edizione di Edicola Belluno, l'ultima edizione per quanto riguarda il 2025. Vi auguriamo un buon fine anno da passare con le persone che amate. Noi ci rivedremo ovviamente con l'inizio del 2026 puntuali per leggere i quotidiani della provincia di Belluno. Parliamo del Corriere delle Alpi e del Gazzettino. A voi tutti davvero un felice anno nuovo da Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.